Sono veramente molto soddisfatto del progetto nato qualche mese fa che oggi prende un po' forma qui in questa meravigliosa cornice dell'hotel Blue Dream, perché è un progetto che va nella direzione del turismo, della cultura, dell'enogastronomia. Il Veneto è una regione importantissima da questo punto di vista, è la prima regione in Italia per arrivi e presenze, però può ancora crescere tantissimo. Bisogna investire molto nel turismo perché è un settore che è nettamente in crescita, costantemente in crescita e soprattutto il turismo non può prescindere dalla cultura e dall'enogastronomia. Ormai la cultura e l'enogastronomia stanno andando a braccetto ed è una nicchia di mercato importantissima perché la cosiddetto turismo lento, il turismo di nicchia, il turismo che vuole stare tranquillo, che vuole visitare, vuole crescere dal punto di vista culturale, ma vuole anche gustare i prodotti tipici del nostro territorio. Il Veneto deve essere pronto a questa sfida e deve crescere da questo punto di vista. Noi siamo un'associazione che ha scopo sociale, che intende promuovere proprio la bellezza del che c'è nel territorio, che c'è nell'ambiente, proprio rifacendoci alla frase molto bella di James Hillman, famoso psicanalista, il quale diceva che la bellezza è anzitutto nell'ambiente in cui noi viviamo e che dobbiamo assolutamente curare e coltivare. E questo lo facciamo attraverso, e io lo faccio promuovendo attività musicale come referente musicale. E due proposte in particolare noi vogliamo fare, proporre un ensemble vocale già in essere che si è già espresso in diverse occasioni e poi formare anche un coro on the road aperto appunto sia ai giovani sia anche agli adulti, proprio perché la nostra associazione intende promuovere, lavorare con i giovani e non essere soltanto per i giovani. La Cucina di Pamela è un'associazione che nasce 3 anni fa, grosso modo, annovera ormai 300 soci, è una scuola di cucina per appassionati, amatori e chiunque comunque voglia avere a che fare con la tipica cucina italiana e soprattutto quella del territorio. La Cucina di Pamela ha una pagina Facebook molto seguita con 5.000 mi piace, una pagina Twitter, un profilo Instagram e un sito internet www.lacucinadipamela.it. Cosa ha intenzione di fare l'associazione Aristosseno? Cioè quella di portare l'arte della grande musica con l'orchestra Antonio Vivaldi, formata da grandissimi musicisti italiani, ma molto famosi in tutta Europa, e un'orchestra d'archi, e di fare degli appuntamenti mensili e di formare una vera rassegna enogastronomica e musicale, cioè ovvero di presentare un concerto in una mattinée di una domenica mattina al mese, che verrà fatto verso le 11:30 del mattino, e poi verrà appunto servito il pranzo da parte di uno dei 5 catering o ristoranti che aderiranno al progetto, i quali si contenderanno un premio che verrà assegnato da una giuria popolare, quale è il pubblico, e da una giuria formata da giornalisti di settore e blogger. Per l'associazione Zen Cultura Internazionale noi abbiamo proposto appunto il ballo liberatorio, dove si sposano lo spettacolo multimediale all'evento olistico. Si tratta di un programma dove avviene una meditazione guidata accompagnata dalle visioni che io e Stefano appunto creiamo con le proiezioni. Quindi le persone si troveranno a vivere la meditazione all'interno di questo spettacolo, appunto in un momento iniziale tirando fuori, diciamo, i disagi con la meditazione, riconoscendo i problemi, per poi alla fine poterli completamente liberare con il ballo liberatorio. Praticamente seguo l'aspetto musicale e insieme con Elena facciamo rielaborazioni video per creare le atmosfere da utilizzare in queste occasioni che stiamo appunto per realizzare a breve, insomma, la Liberation Dance. Dicono che da una passione nasce un lavoro e così è stato per me. Ho aperto il mio B&B a Treviso
e da là sono nati tutti gli altri. Sono diventata coach per le aperture delle strutture ricettive, B&B, locazione turistica. Se ne avete bisogno, chiavi in mano, ti faccio diventare imprenditore del tuo B&B. Mi occupo per l'associazione Zen del progetto Over 40, che è nato per recuperare mestieri abbandonati o in disuso, e dando la possibilità anche per chi non è più giovane di acquisire una formazione per potersi inserire nel mercato del lavoro. Io mi presento in qualità di rappresentante della Scuola Arte e Moda di Padova con sede a Torino, e dove proponiamo dei corsi mirati alla preparazione sartoriale e amatoriale oltre che professionale. I corsi sono supportati da testi e materiale didattico che, grazie all'ausilio del sistema brevettato Arte e Moda, sono dati a chiunque pur sprovvisto di conoscenze in materia. L'associazione Zen nasce da una mia idea che ho portato avanti da circa 2 anni a questa parte, e ringrazio praticamente i soci fondatori e quelli che mi hanno assistito fino adesso, perché Zen Arte e Cultura Internazionale vuole promuovere, valorizzare il territorio, valorizzare soprattutto la persona attraverso l'arte, la cultura, il turismo, l'enogastronomia, gli antichi mestieri, la formazione e quant'altro. La persona è la base essenziale dell'associazione, la persona che crea, la persona che vive nel territorio, la persona che cresce attraverso anche un percorso formativo che faremo per le persone che hanno perso il posto di lavoro, che sono disagiati e quant'altro. I valori del tempo andato, la conoscenza, la cultura sociale delle persone, le esperienze dei valori, oggi purtroppo è morente, ma stranamente non solo muore questa cultura, ma non c'è più la possibilità di integrare, di alienare, diremo, quello che è la stupidità, per valorizzare e integrare i valori. Volevamo dedicare una specie di museo che costruisca tutta la storia dell'evoluzione della conciatura da quel tempo fino ad oggi, anche grazie alla rivista internazionale Estetica, che festeggia a sua volta, nata anche lei nel 1947, una presentazione proprio cronologica di tutta l'evoluzione. A questo risultato potrebbero nascere poi dei nuovi corsi per la formazione professionale anche di persone oltre i 40 anni, visto che tanti sono disoccupati e inoccupati, e potremmo offrire una vasta gamma di possibilità in tanti settori. Fabrizio Bertoni, lei è l'amministratore delegato della società di Italian Excellence, che si occupa della promozione del Made in Italy di eccellenza all'estero. In che modo riesce ad aiutare appunto i produttori di food di alta qualità ad avere nuovi canali commerciali in tutto il mondo? Allora, in primis andiamo a selezionare aziende agricole artigianali che fanno prodotti di nicchia, e secondariamente cosa facciamo? Andiamo a creare una presentazione con dei cataloghi digitali che vengono inseriti poi in un portale web e fatti conoscere a tutto il mondo. Tramite LinkedIn, per esempio, facciamo ogni settimana le pubblicità di tutti i prodotti, dai vini ai salumi ai formaggi, insomma di tutte le aziende che rappresentano Italian Excellence. E per quanto riguarda i paesi invece di esportazione, quali sono in particolare, oltre alla Cina, che sappiamo essere il vostro zoccolo, appunto, il vostro punto di forza? Allora, i principali paesi oggi sono Irlanda, Inghilterra, Germania, Francia, e stiamo iniziando un rapporto con l'Australia, che tra virgolette è un primo approccio l'abbiamo già avuto, abbiamo fatto un piccolo evento, una piccola degustazione, e abbiamo trovato una bella soddisfazione da parte dei buyer e ristoratori che sono venuti a fare la degustazione.